Gabriele Orlini questa sera al Barbarigo, di che cosa ci parlerà? Porterò la mia esperienza di fotoreporter in giro per il mondo, parleremo di storia, quindi storie di uomini, storie di luoghi, di fatti, di avvenimenti, e parleremo di come la fotografia contribuisce in maniera molto importante nel raccontare le storie e quindi come utilizzare la fotografia per poter portare in giro a conoscenza quello che accade nel mondo. Qual è la differenza nel raccontare una storia e raccontarla per immagini? La differenza è tanta, nel senso che nel raccontare una storia verbalmente c'è una emotività, una partecipazione, un'empatia a volte che rende la storia più o meno interessante, no? Più o meno coinvolgente. La fotografia è una disciplina diversa, è una tecnica ovviamente diversa. Nella fotografia, affinché questa possa essere tutto sommato empatica, il fotografo ha la necessità di inserire tutto quanto è lui personalmente come fotografo, tutto quanto quella che è la sua personalità, la sua cultura, la sua educazione, il suo anche sapere per certi versi. Quindi è una forma di empatia indiretta e quindi c'è una complessità diciamo diversa. Joeva è un progetto sulla violenza domestica alle donne in America Latina, nato 2 anni fa, nel 2015, quando stavo a Buenos Aires per un altro lavoro. Muovendomi all'interno delle comunità originarie sia in capitale che nelle zone un attimo più rurali, mi sono reso conto che la condizione della donna all'interno del nucleo familiare era una condizione molto debole, perché proprio a livello di cultura, a livello di pensiero, la donna, la moglie è responsabilità e proprietà del marito all'interno della famiglia. Le cronache locali riportano giornalmente di violenze piuttosto che anche di morti, anche su ragazze molto giovani, dove il fidanzato piuttosto che il giovane marito ritiene proprio di avere una possibilità di prevaricazione nei confronti della donna. Non esiste una legislazione ad hoc per quanto riguarda il riconoscimento della violenza di genere in Argentina e soprattutto in America Latina. Ci sono state varie interrogazioni parlamentari, interrogazioni anche a livello di Nazioni Unite. Si sta facendo qualcosa, ci sono dei movimenti popolari che oggi sono diventati dei movimenti mondiali, tipo New Una Menos per intendersi, che nel giugno 2015 ha portato in piazza 500.000 persone a Buenos Aires per chiedere all'allora governo peronista della Cristina Kirchner una presa in carico di questo problema, cioè il riconoscimento a livello legislativo della violenza nei confronti delle donne. È un progetto che si fonda esclusivamente sulle testimonianze delle donne che ne sono in una qualche maniera uscite. È molto complesso perché difficilmente tendono a raccontarsi anche per problemi o per paura di ripercussioni della famiglia nei loro confronti. Ci parli un attimo di questo progetto sulla fotografia che stai portando al Barbarigo, che cosa proponi agli interessati? Allora, qui sono di fatto 2 progetti che stiamo portando avanti, uno sulla creatività e la fotografia, okay? Quindi un approccio meno superficiale di quello che si vede un po' tipicamente in giro, quindi recuperare un po' la filosofia della vecchia fotografia e portarla nel digitale, e orientata molto allo sviluppo della fotografia stessa in camera chiara, quindi in questo caso con software appositi. L'altra parte invece è molto più profonda e l'abbiamo scorporata dal make e photo, perché telestoria è tutta una cosa più radicata nel narrare, raccontare storie, nell'unione tra la fotografia e il testo. Quindi con Orlini ad esempio cominciamo, spero, una serie di incontri con fotografi che prima di tutto pensano alla narrazione e poi pensano a fotografare, prima di tutto pensano alla storia, a costruirla e poi usare la fotografia come elemento di rinforzo del tutto. Insomma.